Sindaco Teso, siamo arrivati al 100° giorno di questa amministrazione, di questo mandato. Come se l'aspettava intanto questa macchina amministrativa? Di tutto quello che c'è da fare e quello che ha lasciato l'amministrazione precedente, cosa sta portando avanti e cosa sta per essere rivisto? Beh, sicuramente sono stati 100 giorni emozionanti, molto intensi, molto impegnativi. Probabilmente è l'esperienza più importante e fondamentale della mia vita, a parte forse quell'estate di 30 anni fa, del 93, quando studiavo per l'esame di Stato. Però sì, questo è un ricordo mio ormai di gioventù, però questi 100 giorni insomma sono stati veramente molto molto intensi e anche pieni di soddisfazioni, devo essere sincero. Devo prima di tutto fare un ringraziamento agli assessori della Giunta che mi stanno a fianco ormai da questi 3 mesi, hanno dimostrato un entusiasmo, un impegno, che quello che magari può mancare in esperienza e capacità in capo ad alcuni viene sicuramente sopperito dalla dedizione, dalla presenza nelle sale municipali, la disponibilità con i cittadini. Un secondo ringraziamento importante va agli uffici. Molti di noi sono alla prima esperienza e gli uffici ci hanno seguiti fin dall'inizio, a volte anche accompagnandoci, e poi tutti i consiglieri comunali in sostanza, che non si sono mai sottratti a un confronto democratico, aperto, pulito. C'è un bel clima lavorativo sia in giunta che in consiglio. Sono veramente contento perché abbiamo fatto tanto in questi 100 giorni, ma ci sono tante cose da fare. Le priorità dei prossimi mesi intanto quali saranno? Beh, noi avevamo le scadenze del celebre PNRR. Abbiamo ereditato dall'amministrazione Cereser 3 grossi progetti, 3 importanti progetti, sono ormai celeberrimi, insomma i 2 progetti su Porta Nord, quindi l'ex Confrutta che diventerà la fiera del futuro, e l'ex cantina di cui non abbiamo ancora ben chiara la sorte. E poi l'ex liceo Montale in centro, su cui c'era un progetto che non è stato approvato dalla regione, in cui molto rapidamente, in poco più di una settimana, abbiamo dovuto correre ai ripari, presentare un progetto diverso che è stato accolto già con soddisfazione in regione. Speriamo venga approvato definitivamente, e quindi dal momento che le scadenze erano veramente prossime, abbiamo avuto proprio 3 mesi di tempo, abbiamo fatto le corse per il Montale e per la Confrutta, mentre per la cantina abbiamo chiesto una proroga ulteriore, perché lì l'impegno è importante, insomma un impegno da 8 milioni di euro, quasi tutti di finanziamenti pubblici, però come ho sempre detto in campagna elettorale non butteremo via soldi, quindi vogliamo avere un'idea chiara di cosa farci dentro e che destinazione dare a quello spazio, che è uno spazio importante, e non vogliamo commettere errori, insomma, perché non vogliamo né fare opere inutili né lasciare debiti in capo agli italiani da pagare nei prossimi anni per lavori che non hanno poi un'utilità pratica evidente. Altro fronte critico che da anni riguarda la città di San Donà è anche la viabilità. Parte di viabilità su Porta Nord verrà rivista. Per quanto riguarda invece anche la pedonalizzazione di Via del Campanile e quello di cui si discuteva anche in campagna elettorale, di fare un senso unico nei pressi del ponte, queste parti di viabilità come verranno riviste nei progetti che avete? Beh, sulla viabilità di Porta Nord abbiamo seguito il progetto che era già stato preparato dall'amministrazione Cereser, anche perché ovviamente non c'è tempo da perdere, perché sappiamo che le stazioni entreranno in funzione a settembre 2024 con l'inizio dell'anno scolastico 24-25. Quindi abbiamo fatto l'assegnazione dei lavori. La gara è una gara da 6 milioni e mezzo di euro, una gara molto importante, una delle più importanti gestite qui proprio da San Donà di Piave. Verrà rifatta tutta la viabilità da via Pralungo fino alle stazioni, al Silos. Verrà tombato parte del canale navigabile e si arriverà fino a via Martiri delle Foibe. Poi, in attesa, speriamo per l'assegnazione dei lavori nel 2024, come c'era stato assicurato dal sottosegretario Bignami durante la campagna elettorale, il famoso sovrappasso sulla rotatoria dell'Ipercoop. Così dovremo liberare il centro da quel nodo di traffico gravissimo che è rappresentato dalla viabilità, soprattutto anche scolastica, degli autobus. Sappiamo che alla stazione di San Donà arrivano
circa 600, arrivano e partono 600 autobus al giorno, 600 corse che oggi come oggi attraversano il centro di San Donà di Piave. Con questa viabilità alternativa riusciremo a mandare buona parte degli autobus verso nord e quindi evitare il Ponte della Vittoria, perché passeranno direttamente sul Ponte Granatieri, e poi un'altra parte della viabilità, sempre degli autobus, andrà direttamente a Città Studi con la nuova viabilità che passerà vicino all'attuale stazione vecchia, diciamo così, del treno, e anche qui eviteremo di far transitare gli autobus in pieno centro. L'altra modifica che abbiamo fatto invece al progetto precedente era su Via del Campanile. L'amministrazione Cereser prevedeva la pedonalizzazione completa dell'area fino al Sagrato della Chiesa e poi un attraversamento rialzato per andare alla cosiddetta isola pedonale vecchia per completare tutto Corso Silvio Trentin. Noi avevamo raccolto parecchie perplessità sulla chiusura ulteriore, soprattutto di Via del Campanile, perché vorrebbe dire chiuderla completamente al traffico, scaricare tutto il traffico che entra in Piazza Rizzo su Via Ancillotto e Via 13 Martiri. Quindi abbiamo trovato, grazie anche all'impresa Pacifici che ha vinto la gara e si è dimostrata subito collaborativa, abbiamo concordato una modifica del progetto per cui Via del Campanile sarà percorribile durante la settimana e verrà chiusa solo dal venerdì sera per garantire il weekend, quando c'è ovviamente meno traffico a San Donà, in tranquillità ai sandonatesi, avere dal Sagrato fino all'isola pedonale nuova, diciamo così, tutta percorribile in tranquillità. Sarà una sperimentazione, vedremo fra 6 mesi come andrà, fra 6 mesi dalla fine dei lavori, perché un sacrificio, lo dico subito, insomma, che i sandonatesi dovranno affrontare sarà data dalla chiusura di Via 13 Martiri e Via Ancillotto, perché purtroppo questo cantiere non richiederà meno di 6 mesi. Abbiamo concordato con le associazioni di categoria di partire subito dopo le festività natalizie, quindi verso metà gennaio inizieranno i lavori e lì verrà chiuso l'incrocio davanti alla chiesa dove inizia via 13 Martiri, e sarà chiuso per parecchi mesi. Avevamo chiesto eventualmente di spezzare il cantiere in due e di fare una parte di lavori da un lato e poi chiudere la strada a fasi alterne, ma non è possibile per la necessità di collocare i sottoservizi. Però purtroppo questa è una situazione che non è modificabile, che noi abbiamo ereditato. Tra l'altro la gara d'appalto era già stata assegnata dall'amministrazione precedente, per cui su questa strada non possiamo fare nulla. Sarà un inverno un po' più delicato del solito dal punto di vista della viabilità. Il terzo punto che stiamo visionando ancora con i tecnici che hanno redatto l'ultimo piano del traffico e anche con altri professionisti è una modifica all'accesso al Ponte della Vittoria. La nostra idea è di togliere quella rotatoria all'uscita del ponte e modificare l'accesso per chi arriva in direzione da Eraclea. Insomma, ci stiamo studiando perché la viabilità è un po' come il sistema di vasi comunicanti, no? Non si può chiuderne uno e immaginare che l'acqua stia ferma, l'acqua esce comunque da un'altra parte, quindi se noi chiudiamo una strada dobbiamo pensare alle alternative per capire dove finirà comunque il traffico che su quella strada non passerà più. Sono scelte anche queste molto importanti, per carità rivedibili, ma anche qui cercheremo di non fare errori. Altro fronte complesso che riguarda non solo San Donà ma un po' tutte le amministrazioni sono quelli che riguardano anche il personale, perché mandare avanti una macchina amministrativa complessa serve anche personale adeguato. Il futuro dell'amministrazione di San Donà cosa prevede su questo fronte? San Donà è una macchina amministrativa enorme perché abbiamo quasi 200 persone che lavorano per l'amministrazione di questa città. Sembrano tante ma sono straordinariamente poche, perché la città ha un'enorme richiesta di servizi e San Donà fa anche da capofila per moltissimi progetti che riguardano tutto il San Donatese e il Veneto orientale. Quindi l'impegno dei nostri uffici è massimo e mi sono reso conto che sono spesso sotto tensione, anche perché sono scarsi di personale in molti uffici. Il cittadino tocca con mano per esempio l'ufficio anagrafe e vede i tempi. Noi vediamo l'ufficio lavori pubblici urbanistica che è sottodimensionato, ci mancano 2 dirigenti perché dobbiamo fare dei concorsi per assumere 2 dirigenti per 2 settori fondamentali. Sarà anche sotto questo profilo un'invernata importante. I concorsi sono stati bloccati fino al 31 agosto per il decreto alluvioni che sospendeva tutti i concorsi nelle pubbliche amministrazioni. Sarà un nostro impegno anche onorare quella promessa che avevamo fatto in campagna
campagna elettorale sul rinforzamento del corpo di polizia locale. Anche lì siamo intenzionati ad investire e ad aumentare la dotazione di organica e anche di strumenti in favore del corpo che svolge un'attività importante anche di pubblica sicurezza. Prossimi 100 giorni come li vede? Li vedo impegnativi come questi, spero che la nostra presa di confidenza con la macchina amministrativa sia migliorata e quindi riusciremo insomma, a lavorare con un po' più di serenità e meno affanno, meno timore, perché insomma, devo essere sincero, anche per me è stato un catapultarsi in un mondo completamente diverso, quindi anche l'ansia e la paura di sbagliare, l'impegno sono stati notevoli. Spero vivamente che con l'autunno, insomma, anche quando tutti gli assessori riusciranno a prendere le misure con questa enorme macchina amministrativa, si riesca a lavorare con un po' più di respiro e essere sempre pronti. Quello che voglio dire è che noi siamo qua, io cerco di essere sempre disponibile, cerco di rispondere a tutti quelli che mi chiamano, cerco di essere vicino ai cittadini, insomma credo che l'importanza di un sindaco oggi sia proprio questa, insomma essere vicino alla propria cittadinanza. Se chi mi cerca sa dove trovarmi, eventualmente mi trova al bar a bere il caffè, a qualsiasi incontro, io sono qui, sono disponibile, chiamatemi e risponderò sempre. Grazie Sindaco. Grazie a voi, buona giornata.